E come spazio rubriche settimanali di Novis dal Monte. I viaggi che sta appuntamento con Novis dal Monte, de Famè Furlane di Montevideo, proprio che Fogolara, ha organizzato un avvenimento per i 100 anni di fondazione delle scuole mosaicisti dal Friuli, creata dal consul italiano in Uruguay, Alessandra Crugnola. A partecipare lontano anche il presidente delle scuole, Stefano Lovisone, e il presidente dell'Ente Friuli in Talmonte, Loris Basso. Le iniziative che entra in queste celebrazioni per gli 80 anni dal Fogolare vuol valorizzare la presenza furlana in Uruguay, misanze le testimonianze lasciate preziosi dai emigranti. Certi esempi sono il Cinerex, tra le opere di Giacchino Fratta di Traves o Antonio De Marco, che si è dedicato a designis di restaurs di terracis e terracis in tutto l'Uruguay. Domeni Sergio Driussi, originari di Plain di Pagnala, ha fatto una dimostrazione pratica dal mosaico, intanto che per celebrare il migliore 80 anni di Famè Furlane, il Fogolar, stato da Bernardo Zanier, al donarà un mosaico citato di Montevideo. E dall'Uruguay si muove in Europa, in Lussemburgo, dove il Fogolar Furlan ha organizzato un incontro per creare sinergie con tutte le associazioni dal paese e de belliche. Tra i partecipanti Gianni Coppetti, socio fondatore del Fogolar Furlan da Lussemburgo, Gino Cormons, rappresentante del Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, Franco Viscontin, presidente del Fogolar Furlan di Bruxelles, Giulio Groppi, presidente dai Giuliani nel Mondo di Bruxelles, Elisabetta Bortoluzzi, assistente europarlamentare, e Dario Guerra, proprietario di un'azienda vitivinicole. La speranza è di aver buttato una piccola semente per cooperazione futura, l'ha commentato il presidente di Comoda al Fogolar del Lussemburgo, Stefano Milani, con l'obiettivo di la FUR dal periodo poco attivo dall'associazionismo regionale in Europa. E per usgnot alle dutte, Novis al torne domani, sempre snuf mancul vinti e sozzere. Mandi e buone serate, riviodisi.